Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, benvenuti a questa edizione per quanto riguarda il nostro audio-video giornale dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con una notizia, andiamo a Udine per dire che nelle prime ore del mattino il personale della questura ha liberato un immobile storico del centro città occupato abusivamente da cittadini stranieri a seguito di segnalazione di cittadini udinesi. Gli agenti della mobile, coadiuvati da quelli delle volanti e del nucleo servizi e dell'unità cinofila della Guardia di Finanza, sono entrati nello stabile e hanno accertato la presenza di 9 persone che occupavano abusivamente lo stesso, in una situazione di evidente degrado ed in pessime condizioni igienico-sanitarie. Tra cumuli di immondizia vi dormivano 7 pakistani e un tunisino, tutti in regola con il soggiorno, ma senza fissa dimora, di età compresa fra i 20 e i 32 anni. Nella stessa abitazione aveva trascorso la notte anche una minorenne italiana di 16 anni, residente in provincia di Udine, amica di uno degli occupanti. Condotti in questura per le attività di identificazione, tutti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente per invasione di terreni o edifici, un cittadino pakistano anche per l'inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine. E adesso parliamo per quanto riguarda il Covid in Friuli Venezia Giulia, abbiamo i numeri che ci sono appena aggiunti in redazione per dire che su 5.198 tamponi molecolari sono stati rilevati 109 nuovi contagi per una percentuale del 2,10%. Sono inoltre 599 i test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 15 casi, 2,50, i decessi sono 10, i ricoveri in terapie intensive 40, quelli in altri reparti 319. I decessi complessivamente ammontano a 3.645. Per quanto riguarda invece i totalmente guariti siamo a 86.564, quelli clinicamente guariti 5.209, le persone in isolamento 8.272. Dall'inizio della pandemia in regione risultano positive in totale 104.049 persone, a questo gruppo fanno parte anche 1.151 provenienti da fuori regione. E adesso parliamo di iniziative della Polizia Stradale, controlli in corso avvenuti mercoledì. Anche la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, nella giornata di mercoledì scorso, ha partecipato all'operazione congiunta europea denominata Speed Marathon, organizzata dalla RoadPol European Road Policing Network. RoadPol è una rete di cooperazione tra polizie stradali nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, oltre alla Svizzera, la Serbia, la Turchia e in qualità di osservatrice anche la Polizia dell'Emirato di Dubai. L'obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali. È però ugualmente fondamentale accrescere i livelli di consapevolezza sull'importanza del rispetto delle regole alla guida delle nostre autovetture. Nessun verbale, nessuna sanzione sono in grado di modificare comportamenti radicati se non supportati da campagne di comunicazione e di prevenzione che mirino a modificare modelli comportamentali e culturali chiaramente inadeguati. Mercoledì quindi è stata la giornata di controlli a tappeto che hanno visto impegnate le pattuglie della polizia stradale su tutte le strade e le autostrade della nostra regione. Tutti i dispositivi di controllo della velocità sono stati messi in campo, gli autovelox per il rilevamento a distanza dell'eccesso di velocità, il telelaser utile per il controllo sul posto del trasgressore e il Provida, dispositivo collocato sui veicoli di serie della polizia stradale per il controllo e la repressione dell'eccesso di velocità in modalità inseguimento. Non è mancata la giusta attenzione per gli autisti di mezzi pesanti. Ben 15 sono state le violazioni accertate a carico di questi conducenti tramite la scatola nera del camion, il cronotachigrafo. L'iniziativa si colloca nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione in adesione al piano d'azione europeo 2021-30, con l'obiettivo di dimezzare il numero di decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi in tutta Europa.
Nel corso degli specifici servizi svolti nell'ambito delle 4 province regionali sono state 64 le sanzioni contestate direttamente su strada, mentre 228 i fotogrammi impressi con apparecchiatura autovelox, le cui sanzioni verranno successivamente notificate ai trasgressori. Nella sola provincia di Udine sono state ben 12 le patenti ritirate per eccesso di velocità superiore ai 40 km/h. Va ricordato che in questi casi, oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo che va da 1 a 3 mesi. Ben più gravi invece le sanzioni accessorie per il superamento del limite di oltre 60 km/h, dove la sospensione della patente va da 6 a 1 anno. Andiamo a Pordenone per dire che su disposizione del questore di Pordenone Marco Dorisio, un 62enne romeno, è stato allontanato dal territorio nazionale con accompagnamento all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo e imbarcato sul volo diretto a Bucarest. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Trieste, della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione di cittadini dell'Unione Europea. Adesso ci trasferiamo a Monfalcone, anche qui notizie di cronaca per quanto riguarda il territorio isontino, per dire che sono stati notificati nei giorni scorsi i titolari degli esercizi pubblici Barotto e Alcalicetto, siti nella città dei cantieri, i provvedimenti del questore di Gorizia che dispongono, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, la sospensione dell'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Ai 2 bar di Piazza Unità d'Italia la restrizione, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di leggi di pubblica sicurezza, è stata imposta in quanto gli esercizi sono stati teatro di una rissa scoppiata lo scorso 13 marzo che ha visto coinvolti complessivamente 5 persone, tra le quali sono stati identificati un italiano e 2 rumeni, e che ha richiesto l'intervento della polizia locale e di un'ambulanza. L'episodio si è protratto per molti minuti, iniziando nella via antistante ai locali interessati dagli odierni provvedimenti per poi spostarsi dalle vie limitrofe, generando allarme tra la popolazione. I decreti di sospensione, predisposti con un'azione coordinata tra la Polizia Locale di Monfalcone, la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Gorizia e il locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, avranno una validità rispettivamente di 8 e 7 giorni, precludendo l'attività di asporto e consegna a domicilio effettuabili nell'attuale situazione di emergenza epidemiologica. Andiamo a chiudere con una notizia molto importante per dire che sarà allo stadio Friuli di Udine il primo stadio in Italia a diventare hub vaccinale anti-Covid attraverso un protocollo messo a punto da Confindustria Udine per la vaccinazione dei lavoratori delle aziende sul territorio e presentato oggi dalla Presidente degli Industriali Friulani Anna Mareschi Danieli. Puntiamo a somministrare a regime, ha detto la Presidente, 1000 vaccini al giorno, 6 su 7 giorni, per una media di un vaccino ogni 5 minuti, 25 unità di personale impiegato al giorno, con i costi sostenuti dalle imprese. Al protocollo hanno già aderito 270 imprese per un totale di 18.000 lavoratori. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, l'Ordine degli Infermieri di Udine, Medici del Lavoro, Udinese Calcio, CGL, CIS e WIL. Ecco, questo è tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro audio-video giornale. Chiaramente se nel corso del pomeriggio ci saranno ulteriori novità, come sempre video flash o notizie veloci per raccontarvi quello che accade in Friuli, Venezia, Giulia. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buon pomeriggio a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.